Allora, ci sono due questioni, una che io chiedo sempre, metto in difficoltà Gianangelo Bellati per vedere le cose capovolte, proprio per riuscire a vedere, cioè, quindi il discorso che lei mi ha fatto prima, la scuola, visto dal sud Italia, si trova a Bari, in Puglia, facciamo un esempio per non andare a finire in Calabria dove ci sono magari anche altre norme del vivere civile, No, ma e parla dove alla fine quel discorso che lei ha fatto bellissimo per noi, ci manteniamo la scuola, c'è anche un residuo fiscale che lo rimettiamo, lo finanziamo per qualche cosa, giù non ci stanno, per cui dicono e cosa facciamo? Una scuola schifosissima di serie C, mando i miei figli a studiare a Venezia. stiamo su due fronti diversi. Spieghiamo Allora, perché, visti anche dal stiamo basso, in modo parlando che da stravolgiamo una le cose. parte autonomia, dall'altra eventualmente di residuo fiscale. Siamo su due fronti in questo momento separati per il momento. Quando noi parliamo dell'autonomia differenziata, parliamo di una facoltà che viene data alle regioni di dire noi vorremmo gestire a casa nostra le competenze previste dalla Costituzione, tema del referendum che è stato fatto qua in Veneto per rafforzare ancora di più e chiaramente la volontà del popolo veneto di attuare la Costituzione, avendo queste 23 materie di propria competenza, perché i veneti sono convinti che saprebbero gestire meglio a livello regionale queste materie invece che lo Stato, in maniera anche più, diciamo, meno costosa. Ma le regioni del meridione che non volessero avere queste materie da loro gestite possono anche lasciarle allo Stato. Sta a loro di decidere. Quindi se il meridione non vuole fare questa cosa, tranquillo, tanto l'autonomia del Veneto non va ad intaccare la loro, diciamo, autonomia delle regioni meridionali, ma soprattutto non va ad intaccare il flusso di denaro che da nord va verso sud. Perché inizialmente si era arrivati a parlare anche di varie regioni, tutte le regioni, rivedere i propri piani autonomistici. Esatto, però quando noi parliamo di questi flussi di denaro, allora sì che parliamo invece dell'altro aspetto delicato, che è quello del residuo fiscale. Il residuo fiscale è quella parte delle tasse raccolte in un dato territorio che però non vengono spese in quel dato territorio, ma vengono date ad altri territori. Sappiamo che il Veneto dà circa un 3.000-3.500 euro pro capite, quindi 15-17 miliardi di euro l'anno, e questo è, diciamo, una solidarietà, chiamiamola? Un po' forte dire la parola solidarietà, perché quando tu scopri che in realtà ricevono i denari delle realtà che apparentemente sono più deboli di te economicamente, ma, lo dice l'Agenzia delle Entrate, abbiamo un'evasione fiscale, per esempio, in alcune regioni, Sicilia, Calabria, che rasenta il 45-50%, mentre da noi siamo fra il 15 e il 17 come evasione fiscale, si capisce un po' che è il danno oltre che la beffa, no? Becchi e bastonai, detto in Veneto. Quindi ci si trova a dare soldi a delle realtà che hanno diritto di averle perché l'evasione fiscale da loro è più alta. Poi è anche giusto, ecco loro ai livelli di prestazione essenziali, i famosi LEP, che comunque una regione più debole in base alla solidarietà venga compensata perché possa avere delle prestazioni analoghe alla regione più ricca. Ma siamo su un altro fronte di giustizia, di perequazione. Quando noi parliamo di un residuo fiscale come quello che abbiamo fra il nord e il sud d'Italia, stiamo parlando di qualcosa che non esiste in nessuna parte del mondo, ma neanche in Australia, che è un continente, la zona più desertica rispetto a Sydney o Melbourne. Non c'è questo travaso di risorse come c'è da noi, che è quello che prima chiamavamo essere una droga, un bombardamento che induce le popolazioni che ricevono quei denari a non lavorare o comunque ad avere il contratto fisso, a puntare a non fare impresa ma a fare attività di dipendenza, quindi cancellare la capacità imprenditoriale di una parte dell'Italia che è la parte meridionale. Quindi diciamo che il Sud, dalla riforma dell'autonomia dell'articolo del titolo quinto, non ha nulla da temere, avrà un domani da temere se pretenderemo in maniera sempre più pressante che ci siano i costi storici eliminati e siano sostituiti dai costi standard, cioè che un cerotto non venga a costare in un ospedale giù a Catania 10 volte di più che in un ospedale come quello che so io qua di Piove di Sacco, cioè il costo di una radiografia, di una prestazione che viene data in una data regione può avere delle differenze di qualche 5, 6, 7%, ma non differenze di 3-4.000% come sta succedendo in tantissimi casi. E allora l'unica paura
che devono avere nel Meridione è che si vada verso un sistema che voglia avere meno debito pubblico, costi standard, cioè costi verificabili e verificati, e quindi un bilancio più sano, che salverebbe però alla fine tutti, per cui alla fine non devono aver paura, perché vuol dire salvare l'Italia e vuol dire salvare anche il destino delle regioni meridionali, ma soprattutto anche dei loro figli, come nel caso nostro. Io perché oggi parlo, perché mi do da fare? Perché ritengo che davanti ai miei figli devo dimostrare a loro di essermi almeno dato da fare, almeno con la parola, con la democrazia, con i miei tentativi di far capire anche ad altri che per esempio era utile andare a votare al referendum per l'autonomia, che domani non dicano ma sto padre è stato bravo, ma ha lasciato la casa di qua, un po' di soldini, ma è mai possibile che non si sia occupato della cosa pubblica, che da una parte ha dato 50 e dall'altra parte ha perso 500 e ci ha lasciato un debito spaventoso, e noi figli siamo dovuti andare a lavorare all'estero perché in Italia non c'erano più occasioni di lavoro? Ecco, questo è quello che credo molti cittadini dovrebbero fare attenzione, perché un sistema è così immorale come quello in cui stiamo vivendo in questo momento deve essere modificato. Da stato arcaico, sprecone, dobbiamo arrivare a stato moderno, efficiente e risparmioso. Ecco. Ripassiamo la palla da questa parte qui. Sotto sempre il profilo giuridico, e quindi perché è stato ripreso in mano dall'inizio, quindi quali ulteriori gradini ci sarebbero? Abbiamo visto quello del 116 e non è poca cosa. No, quello del 116 è il finale, il punto esatto. finale. Perché... Non è che c'è qualche inghippo anche a livello Europa? Ma non credo proprio, non è mai stato sollevato, spero che non ascoltino questa trasmissione, magari il ministro Boccia ringrazi lei che ha avuto questa intuizione geniale. Ma è bene essere prudenti, non è escluso che Boccia trovi anche queste... Diciamo che Boccia si sta giocando tutta la partita e ogni espediente gli viene utile per invocare. A nostro avviso, dal punto di vista tecnico-giuridico, non c'è nessuna... ragione per cui, anzi, magari attingessero alla realtà tedesca, dove i vari Land, che sono dei veri e propri stati, la Baviera per esempio, su quello che è il residuo fiscale, che è 1/10 del nostro, pretende anche di dare la sua opinione sull'utilizzo. Dice: tu prelevi in più da me 1 miliardo, circa 1,5 miliardi, non so quanto sia il residuo esatto della Baviera. Io, Baviera, voglio decidere con te, prima di te Stato, su come li spenderai, perché se non li spendi correttamente io mi riservo di andare in Corte Costituzionale tedesca. Esatto, l'ha già minacciato. Noi ne abbiamo 10 volte di più questa realtà, quindi una cosa assurda, da Colonia, economisti Di Vaglio e Gianangelo Bellati, che è da 30 anni che ci conosciamo, quindi credo che avremmo fatto centinaia di incontri pubblici anche con altri esperti, con dati, quante slide lui ha fatto vedere, economisti che sono cimentati. Dall'estero gli economisti ci dicono: ma voi siete trattati come una colonia. È una realtà veramente incredibile, ha qualcosa di unico nella storia dei popoli. Quindi bisogna assolutamente che noi diamo una svolta, e la svolta è quella che dicevamo prima, che è anche ottimismo e aiuto a Zaia. Hai detto una cosa bellissima, anzi l'hanno detta, suggerita ai suoi tecnici, lui l'ha raccolta immediatamente. Facciamo subito le 23 leggi. Subito. I testi devono ispirarsi rigorosamente ai 68 articoli della legge quadro, quella che era già stata vagliata in sede tecnica, e poi vediamo che faccia tosta. Ecco, fare molta comunicazione su questo argomento, perché purtroppo l'argomento è anche un po' insidioso dal punto di vista tecnico, e non è facile per altri versi, ma il tecnicismo poi si stempera con i numeri, con la realtà, bisogna andare nel concreto, non bisogna perdersi nei dettagli, è l'essenza alla fine che conta, e l'essenza è quella che ha illustrato benissimo Bellati prima. Il problema è che, data l'autonomia, si passa dai costi storici ai costi standard, e qua comincia un'altra sofferenza. Ecco perché la secessione dei ricchi perché non si vuole assumere responsabilità, questo è il punto. E noi dovremmo continuamente prelevare da questo territorio per dare a una cassa dello Stato che evidentemente è senza fondo, perché fossero investiti adeguatamente. Uno diceva: vabbè, abbiamo dato una volta, no, aiuti un figlio a fare la casa, viva Dio, mi ha dissanguato, ma adesso c'ha la casa sua. No, la casa non c'è mai, bisogna dare sempre per farla. Quindi è un problema politico, Tecnicamente c'è
la commissione boccia che deve chiudere la sua attività, che ha detto che lo fa entro fine anno, ma la legge quadro io non l'ho ancora letta. Che deve anche uscire quella legge. No, la legge quadro ha detto che per novembre era già pronta, siamo già oggi è il 4, il 5 novembre, quindi siamo già a buon punto e coi tempi ma sprecati. La commissione deve partire da zero, mi risulta che Bertolissi non sia ancora stato convocato, non si sa quale sarà l'incarico che viene dato alla commissione. In sostanza stiamo perdendo tempo, diciamolo alla gente, stiamo perdendo tempo. Si aspetta il prossimo evento politico che diventerà preminente rispetto al tema dell'autonomia, magari il referendum di primavera, perché in Corte Costituzionale c'è un macigno così adesso di referendum per l'abolizione del proporzionale e avere il maggioritario. Sì. Galli della Loggia, mi pare, scrive in questi giorni sul Corriere fa un'analisi perfetta. Sarà una turbolenza costante nei prossimi mesi. In questa turbolenza viene spazzata via dal tema autonomia, neanche vabbè, dopo, facciamo dopo, quindi anche non c'è perché prospettiva. Sulla fase prospettiva che dice l'avvocato, la riforma a titolo quinto su cui si basa il referendum, su cui si basa tutta la richiesta di 23 materie, è del 2001, sono passati 18 anni. Certo. Tornando sul tema Europa, do subito una risposta. Allora, dal punto di vista del processo da bravo conoscitore delle dinamiche dell'Europa. Assolutamente, sia tecniche che politiche europee. Infatti. Allora, sia dal punto di vista tecnico che politico, dal punto di vista della trasformazione dell'Italia in uno Stato di vere autonomie regionali o addirittura federale, magari avessimo la Costituzione tedesca, quello sarebbe il non plus ultra, quello sarebbe la cosa da fare. Il paese che gestisce meglio di tutti la pubblica amministrazione, hanno un debito pubblico che hanno portato sotto il 60% rispetto al PIL. Tedeschi, non importa, impariamo, se sono bravi, cerchiamo da imparare, no? I veneti sarebbero migliori. I veneti sarebbero migliori, perché io ho le tabelline pubblicate bravissime proprio dal Sole 24 Ore, dove il costo pro capite della pubblica amministrazione del Veneto è più basso che quello della regione più virtuosa tedesca, addirittura. Quindi saremo ancora più bravi di loro. Ma voglio dire, l'Europa non può intervenire su questi temi, deve solo prenderne atto. Interviene quando evidentemente, essendo all'interno di un meccanismo comune, dove hai SKEI che entra e SKEI che esce, e uno Stato che si destabilizza, può destabilizzare anche gli altri, soprattutto se sei nella moneta unica, ma anche se fossi fuori sarebbe un problema analogo, interviene sulla fase proprio quella dei soldi, e cioè delle entrate e delle uscite dello Stato, in maniera tale che avanzi e disavanzi siano tenuti sotto controllo. Diamo un suggerimento allora, grazie a questa trasmissione, agli amici della Commissione Europea, perché sono persone come noi, persone che come noi hanno da imparare, da studiare, da approfondire. Approfondiscano un pochino il tema dell'autonomia in Italia, perché se la loro preoccupazione è ridurre il debito pubblico italiano, dovrebbero essere loro a pretendere l'applicazione della Costituzione. Sono silenti, poverini, sono silenti perché in questo periodo c'è stato un grande attacco da parte degli stati nazionali, sono aumentati i nazionalismi, basta vedere in Spagna, ho visto delle scene di gente con il saluto romano, quindi... Ma è bravo, quello è il problema, cioè questi nazionalismi che non sono tutti come la Scozia, attenzione, ma anzi sono anche di estrema destra come appartenenza. Beh, adesso a Dresda, no? Esatto. Stanno reagendo contro un ritorno di... Per cui secondo me non sono così visti di buon occhio dall'Europa, che l'Europa poi si studi queste cose qui. Dubito perché, come riferisco all'avvocato penalista, però noi dobbiamo l'ergastolo ostativo è stato studiato, cioè è stato studiato non dalla visione italiana, dove noi abbiamo la mafia quindi è inutile parlare di fine pena mai in un paese dove hai dei problemi completamente diversi dalla persona che commette 2 o 3 omicidi, si può anche ravvedere in Germania. Sì, siamo gli unici ad avere un fenomeno. L'Italia stessa dal nord al sud è completamente diversa. Ma adesso ormai ci stiamo uniformando da quel punto di vista. Uniformando sempre di più. Per cui che l'Europa si metta a studiare il nostro punto è escluso, se non l'ha fatto in una cosa così grave come l'ergastolo ostativo, figuriamoci. Per cui dubito alquanto, ma secondo me non viene vista bene, perché ad esempio Monti a suo tempo, che sappiamo che comunque era un europeista, anzi vabbè, messo dall'Europa, dalle banche, insomma lì, ha puntato tutto sul centralismo. Ha dato una visione, lo stesso Renzi non è che insomma... Ma io non sto contestando questo, io sto dicendo agli amici della Commissione Europea, se ci ascoltassero, che devono studiare, approfondire, perché allora capiranno
che invece stanno sbagliando in pieno e che in Italia devono favorire qualsiasi forma invece di autonomia. Fra l'altro loro si basano su statistiche, qui torna il mio aspetto di statistico, su statistiche nazionali, che sono il modo migliore per non capire cos'è l'Italia. La statistica deve essere regionalizzata. Sì, bravissimo, ma io ho messo nel titolo un'utopia per provocare, perché appunto siete due presupposti, 116, che per me è un'utopia. L'Europa, che io sono convintissima che è un'altra utopia, perché questi a studiare, a vedere dal nostro punto di vista non ho nessuna intenzione di farlo, perché già non ci vedono così bene, proprio diciamolo chiaramente, anche perché non è che siamo così rappresentativi, così forti, così presenti, non creiamo coalizione, non facciamo sistema, siamo isolati. Esatto. L'Italia è una realtà provinciale, politicamente, noi non possiamo stare fuori, questa è una cosa importantissima che lei dice. Esatto, questa per cui dico, la vedo molto utopistica, cioè un momento, perdiamo tempo, portiamoli avanti, tanto comunque, come si dice, i veneti sono tranquilloni, i lombardi pensano anche loro a lavorare, siamo regioni, sì, è vero. Però ritorno a quello che ho detto poco fa, se lo Stato non segue quelli che sono i parametri della democrazia e rispetto del referendum, alla fine ne avrà da pagare tutta l'Italia messa insieme, in un modo o nell'altro. La stanno già pagando perché c'è un'instabilità sempre più forte che è indotta e provocata in gran parte dalla non applicazione della riforma dell'autonomia. Il governo precedente è saltato soprattutto per questa ragione qua, il governo attuale avrà problemi con questo e ci saranno sempre questi maledetti 20 milioni di italiani che hanno chiesto l'autonomia, che saranno un'insidia costante e continua per la stabilità dell'Italia. Quindi all'Italia conviene ascoltare la voce dei suoi cittadini. Ecco, una parentesi per spiegare meglio anche ai nostri telespettatori, perché abbiamo parlato della Scozia, di cui non si parla mai, non si sa assolutamente niente, questi stanno lavorando, perché invece la situazione in Catalogna, di cui voi tra l'altro ancora con Indipendenza Veneta, comunque come partiti autonomisti veneti uniti adesso, avete sempre portato in palmo di mano e anche chiamato ad essere rappresentata. Cosa sta succedendo? Qual è la problematica grossa che c'è lì? Ma il problema è che a parte che sono molto facinorosi e hanno degli animi caldi. Le evidenze che poi vengono strumentalizzate. Partiamo dal dato di fatto. La Catalogna ha fatto un percorso importante verso l'autonomia, è stato anche oggetto di una trattativa con lo Stato e quindi riconosciuto. A un certo punto la Corte Costituzionale, il Tribunale Supremo come lo chiamano loro, ha rinnegato questa intesa sull'autonomia e là è cominciato politicamente a crearsi uno scontro. Politicamente. In modo pacifico loro hanno cercato il 1° ottobre del 2017 di andare al referendum, 2016 era? No, 17. 2017, sì. Di andare al referendum, abbiamo visto com'è andata, hanno mandato i poliziotti a rubare cioè vuol dire che non c'è stata capacità di dialogo, di confronto. Però tenga presente che in Catalogna circa la metà dei cittadini catalani è indipendentista. Dopo un po' più, un po' meno, maggioranza è sempre pro indipendenza e quindi è un dato di fatto. È un dato di fatto. Allora, è una realtà di fronte alla quale l'Europa, che non so se i telespettatori ricorderanno, proprio noi quando eravamo Indipendenza Veneta, ci siamo allargati, siamo diventati più grandi col Partito dei Veneti, ma quando eravamo Indipendenza Veneta nel 2012, appena nati, chiedemmo in un'interrogazione formulata a Manuel Barroso, che era il Presidente della Commissione Europea, chiedemmo che cosa lui avrebbe fatto di fronte a una eventualità in cui una comunità, una regione si fosse autodeterminata, cioè fosse andata a votare, e lui disse questo, per iscritto ce la mandò la risposta, e io ce l'ho ben conservata la copia, disse effettivamente, dice, nei trattati costitutivi dell'Unione Europea non c'è alcun accenno al diritto di autodeterminazione, che quindi non deve ritenersi né regolato né negato. Perché si deve rimandare? Perché disse, se questo diritto, come sappiamo tutti, ha una sua ragion d'essere, esiste nel diritto internazionale, che viene prima, che tutti gli stati dovrebbero rispettare. Ecco perché non stiamo parlando di un sogno, stiamo parlando di diritti fondamentali, indisponibili, non negoziabili. Il diritto di autodeterminazione, il diritto naturale. Per cui quello che sta accadendo, per rispondere alla sua domanda, ad essere corretto, in Catalogna sta accadendo qualcosa di grave che è contro la libertà, la democrazia e i diritti precostituzionali che i catalani vogliono far valere. E quindi il problema non è solo dello scontro tra uno Stato
veramente fascista e centralista come la Spagna e i catalani che aspirano a diventare una repubblica indipendente. Il fatto è che l'Europa, cui abbiamo parlato anche prima, si è girata dall'altra parte finora, non ha preso posizione. Bisogna che questa cosa sia disinnescata, non si fermano 2,5 milioni, 3 milioni di catalani che vogliono indipendenza, ormai l'hanno capito tutti, prima o dopo bisogna trovare un tavolo dove trovarsi e in questo tavolo chi conduce deve essere l'Europa, altrimenti è un fallimento per tutti. Poi aggiungiamo che c'è una storia diversa, ecco, loro hanno avuto la dittatura fino a poco tempo fa, infatti se voi notavate durante il referendum erano le persone più anziane che incitavano ad andare a votare, perché si ricordavano della repressione nel sangue, sì, anche i giovani, ma mi colpiva questo fatto che c'erano queste persone di una certa età che incitavano, no, ad andare a votare, perché sono stati anche ammazzati un sacco di... C'è comunque un sentimento diverso, cioè lo percepisci se basta che vai anche a Barcellona. Sì, è sostenuta dalla sinistra, la sinistra italiana dovrebbe imparare da questo, perché lì gli indipendentisti, quelli per l'autodeterminazione, sono soprattutto di sinistra in Catalogna e in Scozia sono socialisti. Ecco, anche questo è significativo, interessante da studiare, da conoscere. Infatti. Quanto bisogna Vedremo studiare. Esatto, avremo ancora modo di approfondirlo. Intanto vi ringrazio per essere stati qui con noi e averci consentito di approfondire questo capitolo. Io vi lascio alla pubblicità e all'ultima parte della nostra trasmissione con l'esperto di finanza Zara. A dopo.